Mira. Buone notizie per le famiglie colpite dal tornado. Il comune ha assegnato i fondi raccolti nel conto corrente di solidarietà creato appositamente. Un conto che, riferisce l'amministrazione, ha raggiunto quota 318.000 euro grazie alle donazioni arrivate da ogni parte d'Italia, Stati Uniti compresa, e 40.000 euro prelevati dal bilancio dell'ente comunale. Un percorso non facile, ha spiegato il sindaco Maniero. Già da oggi le famiglie riceveranno gli acconti pari alla metà dei fondi loro destinati, mentre i rimanenti verranno liquidati al termine dei lavori di ripristino nelle abitazioni. L'amministrazione ringrazia tutti. Il conto corrente per l'emergenza del comune di Mira continuerà ad essere attivo per ulteriori donazioni anche nei prossimi mesi. Mestre. È morto al Policlinico San Marco, dove era ricoverato da qualche settimana, il sacerdote diocesano Don Antonio Moro. Nativo di Valcasoni di Eraclea e per oltre 40 anni parroco alla Cipressina, avrebbe compiuto 89 anni alla fine del mese. I funerali si svolgeranno venerdì alle 11 nella chiesa di San Lorenzo Giustiniani. Saranno presieduti dal patriarca Moraglia. Chioggia. Giornata difficile in autostrada e sulla Romea per due incidenti che hanno messo in difficoltà la viabilità. Il primo in territorio padovano ha causato lunghe code in A4, tanto che il casello di entrata in corrispondenza Padova zona industriale è rimasto chiuso. L'incidente ha coinvolto un'auto e un camion senza causare gravi feriti, ma le ripercussioni sono state pesanti e si sono fatte sentire anche nel veneziano. Alle 9:15 si registravano 5 km di coda prima dell'uscita di Padova Est. Verso le 10:30 invece i rallentamenti si sono spostati anche sulla Romea.